Rieccoci l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde. Questa sera il sindaco non è potuto intervenire, però c'è il vice sindaco Andrea Michalizzi. Vi ricordo che la puntata, come di consueto, ve l'ho ricordato anche nelle puntate precedenti, viene registrata un paio d'ore prima, quindi alle 17:15, quindi i messaggi e le email e le telefonate tantomeno non possiamo passarli in diretta, però voi potete mandarle come fate ugualmente al 345 334 1171 i messaggi, mentre l'email al sindaco risponde @gruppotv7.com. Noi ovviamente le trascriviamo e poi la settimana successiva faremo le domande che voi avete posto al sindaco, quindi mandate pure messaggi come avete già fatto, oppure mandate pure le email. Allora, vice sindaco Michalizzi, era arrivato un ragionamento che poi, le stavo dicendo prima della pubblicità, un po' mi sono anche arrabbiato perché l'Europa ci dà 200 miliardi, ce li presta, mettiamola come vuole lei. Sta di fatto che a un certo punto dicono molto probabilmente non siamo ancora pronti, non li potremo spendere tutti, ne spenderemo 100 miliardi e potrebbe essere che 100 li perdiamo perché non abbiamo pronto i progetti, non abbiamo pronto, insomma, tutte le solite. Allora che mi sono arrabbiato, ho detto abbiamo la fortuna di avere 200 miliardi, abbiamo la fortuna che, va bene che poi, ripeto, bisognerà restituirli, abbiamo la fortuna di far lavorare molte persone, di incrementare il nostro paese sotto tantissimi aspetti, dall'aspetto sanitario all'aspetto ovviamente di rimodernazione di tutto quello che c'è da rimodernare, e ti accorgi che poi non siamo ancora pronti. Ho fatto questa domanda in maniera ampia e il sindaco ha risposto: noi qui a Padova siamo a posto, non c'è nessun problema. Poi a settimana ho letto un articolo sul giornale che c'è qualcosina ancora da guardare con attenzione. Ecco, chiedo a lei com'è la situazione per i fondi del PNR per la città di Padova. Sì. Ho fatto tutto questa... No, ma ci voleva, perché ci sta anche una cornice nazionale in cui il governo non crede fermamente, insomma, in questo strumento, e ha i suoi motivi. E, insomma, una parte del governo, insomma, però è la parte che traina oggi, e quindi insomma oggi il governo ha un po' il freno tirato. Insomma, il mio suggerimento è quello di invece in modo molto costruttivo, insomma, dire ai nostri governanti di vedere anche qual è l'aspetto positivo, che è quello che stava anche dicendo lei nella domanda, cioè la possibilità di comuni intanto di riorganizzare molti spazi e molti ambiti delle città, dalle scuole alle strade, all'illuminazione, alla sicurezza idraulica, tanti soldi che stiamo spendendo su progettazione PNRR. Padova è stata una delle città che ha progettato di più e quindi ha incassato più soldi. Noi non avremmo potuto fare tutto quello che stiamo facendo se non ci fosse stato il PNRR. È un'opportunità da cogliere al volo, perché noi stiamo riorganizzando tante parti di città. È vero, stiamo appesantendo la macchina amministrativa, un carico molto forte, questo rallenta anche altre opere, perché nella corsa di centrare gli obiettivi che il PNRR impone con delle tempistiche serrate, magari lasciamo un po' indietro alcune procedure di altri progetti, ma i progetti però andranno avanti, realizzeranno interventi e fanno lavorare il tessuto produttivo locale, e quindi mettono in moto anche una certa economia. Quindi io sono assolutamente d'accordo con questo. Dal punto di vista padovano è vero che qualche giornale si è detto che insomma, siamo in ritardo e così via, ci sono opere che sono più avanti, ci sono opere che sono più indietro, ma noi le stiamo anche un po' bilanciando in base al peso di questi progetti. I progetti più consistenti, insomma, li mandiamo avanti, gli diamo la precedenza, perché sono quelli che hanno poi bisogno di più lavorazione amministrativa. Io sono certo che centreremo ogni obiettivo. Il problema non è la burocrazia, cioè il problema è la burocrazia, ma questa la supereremo. Un tema che bisogna monitorare, e su questo invito quindi il governo a credere a questo strumento, è il rincaro dei prezzi. Il rincaro dei prezzi costituisce un pericolo,
perché progetti che valevano 100 milioni possono valere 120 milioni. Beh, stanno calando poi i prezzi. Però, insomma, sa benissimo che per esempio Leroy Merlin, i proprietari francesi attendono l'inizio dei lavori proprio perché erano certi che i prezzi sarebbero diminuiti, in effetti stanno diminuendo e in effetti molto probabilmente, a quanto ne so io, per fine anno dovrebbero iniziare i lavori del Leroy Merlin. Ad oggi noi abbiamo prezzi che sono, rispetto all'approvazione dei progetti, dal 15 al 20% superiori a quelli dell'inizio, insomma. Quindi le faccio un esempio: la questura di Padova, non partiamo col bando perché stiamo attendendo l'ok del governo, perché da 50 siamo passati a 60 milioni, quindi qui siamo anche qualcosa di più come percentuale. Quindi questi sono, come dire, i temi che possono mettere in difficoltà. Quindi noi da qui faremo correre tutto e riusciamo a cantierare ogni opera che abbiamo guadagnato. E quindi insomma su questo continuiamo a crederci. Vabbè, adesso al di là che lei ovviamente il concetto del caro prezzi ci può stare, però non trovo un attimino un'incongruenza oppure una mancata preparazione, perché queste cose si sapevano, cioè si sapeva tutto, si sapeva che i prezzi sarebbero aumentati, si sapeva che arrivavano questi soldi, e io capisco che uno può sbagliare qualcosa, come ha detto lei, del 10%, del 15%. Qui dicono, leggevo, e spero che sia smentito il tutto, che 100 milioni potrebbero non essere usati. È uscito questa settimana anche sotto un aspetto, come ha detto lei, da una parte politica che non vorrebbe il prestito di questi soldi, però è tanto vero che tanti progetti o sono stati malfatti, uso questo termine, oppure non potranno andare a termine per la mancanza o negligenza di qualcuno. Non parlo Padova, parlo sotto l'aspetto nazionale. Padova, insomma, noi abbiamo una struttura amministrativa, una macchina amministrativa che mediamente, insomma, rispetto a, cioè è una struttura, una macchina amministrativa di qualità, e siamo in sofferenza. Immagino che in realtà, dove ci siano anche più difficoltà dal punto di vista dell'organico, della professionalità, della preparazione, non lo so, insomma, un impegno come quello del PNRR è un impegno piuttosto importante, quindi questo può compromettere l'arrivo, il traguardo di alcune opere in giro per l'Italia. Quindi lei mica lì ci giustifica? Giustifico? No, io esorto che anzi bisogna dare una mano. Si tolga dalla veste di vice sindaco e da amministratore. Lei da cittadino giustifica il comportamento di chi purtroppo perderà questi soldi oppure no? No, dico che ci sono alcuni che non ce la fanno, e forse serviva anche come dire, dare supporto a quei territori. Io faccio rompiscatole, scusi, sì. Alcuni ci sta, non il 50%. Cioè su 200 miliardi molto probabilmente 100 non potranno essere usati. Se c'è qualcuno, lo capisco, sarà anche non giustificabile, ma si può capire. Metà dei soldi diventa un errore umano e quindi qualcuno dovrà pure esserne responsabile di questo. Questa è la domanda che le faccio. Qualcuno forse ha sottovalutato, come dire, l'impegno di alcuni territori dal punto di vista della progettazione, perché luoghi in cui magari servono alcune opere pubbliche sono amministrati da comuni piccoli, e dove hai bisogno di fare scuole, dove magari il punteggio ti ha assegnato anche tanti progetti perché il territorio poi bisogna essere in grado di farli. Non li sto giustificando, sto dicendo che l'Italia è fatta di comuni più o meno attrezzati. No, ma lei non c'entra, io le dico. No, l'ho capito, sto commentando da cittadino. Da cittadino italiano mi arrabbio perché dico abbiamo una possibilità, che ci prestano dei soldi, che potrebbero far lavorare, la tecnologia andrebbe avanzata, potrebbero aiutare moltissime persone e il paese intero Servivano dei coordinamenti, per esempio dei coordinamenti regionali, dove uno dice bene, dove sono nel mio territorio allocati le risorse PNRR? Qua e qua. Dov'è che abbiamo strutture piccole, perché magari sono comuni piccoli con impegni grossi che non ce la fanno? Qui e qui. Come gli possiamo dare una mano dal punto di vista amministrativo? Perché il fatto che poi in una scuola di un comune, cioè che in un comune di provincia, magari molto piccolo, si realizzi una scuola, una palestra o una grande infrastruttura che serve al territorio, non è che la possiamo affidare magari
al piccolo comune. Ci sono comuni dove gli uffici tecnici, la totalità degli uffici tecnici sono meno di 5 però quando persone. ti accorgi che a Venezia è la zona dello stadio dove c'è un investimento economico del PNR molto importante, lì non è il piccolo comune, è un grosso comune, cioè che potrebbero essere bloccati i lavori. Cioè... Vediamo, mi piacerebbe interrogare lì la struttura, perché anche qui hanno detto forse non ce la fanno, che il forse non ce la fanno vuol dire anche forse ce la fanno. No, ma l'ha detto la politica, questo sì, ce l'aveva mica detto. Vabbè, staremo a vedere. Io mi sono arrabbiato per questo motivo, perché dico, abbiamo una fortuna e come sempre... No, ma sono d'accordo, infatti noi qua siamo impegnati a correre, perché siamo proprio detti, abbiamo una fortuna, andiamo. No, certo, dovrebbero aver fatto tutti così. Vabbè, ogni modo staremo a vedere quello che succede. E a proposito, il tram che arriva per merito di soldi del PNR, i lavori sono iniziati e quindi proseguono regolarmente. A Volta Barozzo abbiamo consegnato il cantiere, quindi insomma... Che magari quest'anno non mi si dica, ma non siamo andati avanti per il brutto tempo. No, quest'anno la scusa del brutto tempo non regge. Anzi... No, lo sai cosa può dire il brutto tempo? Che in maniera come precauzione il Padova ha fatto il bacino di laminazione a Brusegana, preparato per bene per le piogge, speriamo arrivino, però finora non sono ancora arrivati, insomma, quindi lì è stato fatto proprio un eccesso in maniera comunque al contrario. Gli strumenti di difesa uno li fa per in cuor mio dico sempre spero di non usarli mai, ecco, quindi bene che ci sia, però insomma speriamo che piova per il problema idraulico, con una pioggia, se si riempiono con una pioggia normale diventano anche utili. Anche sotto questo punto di vista. Sento un altro ragionamento, proprio mentre noi stiamo andando in onda, 20 associazioni si trovano per la Prandina, perché vorrebbero farla diventare ovviamente un parco e tant'altro, mentre noi stiamo discutendo in questa trasmissione, loro si sono ritrovati proprio per discutere il da farsi per quanto riguarda la Prandina. Questa diatriba ormai è una diatriba che dura da 6-7 anni. Come andrà a finire, Michalizzi? Ma fanno bene le associazioni, anche noi abbiamo nei nostri desiderata che la Prandina sia un parco, anzi non un parco ma sia inquadrato nel parco delle mura, perché quello è il suo, come dire, la sua vocazione. Lo spazio è molto grande, possono starci anche tanti servizi, compresi quelli di accessibilità al centro, quindi penso anche a dei parcheggi funzionali a quell'area, insomma, ma sarà un grande polmone verde del centro storico e un grande polmone verde della città e avrà una grande immagine anche monumentale. Noi in questa fase dobbiamo incontrare il nuovo sovrintendente con il quale confrontarci con gli indirizzi che abbiamo preso dal dialogo con i cittadini, dalle proposte che sono state realizzate, dagli obiettivi che le amministrazioni, dal percorso di partecipazione che è stato fatto ancora a suo tempo qualche anno fa, insomma da tutta una serie di cose. Io devo fare l'avvocato del diavolo, certo, perché io so, però la storia continua a 6-7 anni, è un colpo le associazioni, è un colpo chi vuole il parcheggio i commercianti, è un colpo le mura, è un colpo di qua, è un colpo di là, sta di fatto che il tempo passa e la Prandina tale e quale è rimasta, sì, c'è stato il posto per le macchine per un po', però la discussione della Prandina è una discussione che ha animato la città nelle campagne elettorali e tant'altro. Certo. La domanda che ne pongo è: sì, arriverà in tempi, dico, che li chiami come vuole lei, insomma, in tempi moderati ad una soluzione vera e propria. Io ho capito tutte le associazioni, chi da una parte, chi dall'altra, e l'amministrazione in mezzo che difficilmente deve prendere una decisione perché va contro uno o contro l'altro, però alla fine della giostra si deve prendere questa decisione. Certo. E quando arriverà questa decisione, Michalizzi? Perché lei anche sindaco, verrà un bel parco, verrà le mura vicino, verrà un gran lavoro, siamo tutti d'accordo che verrà un bel lavoro e sono anche convinto di quello che sta facendo l'amministrazione, che ne uscirà un bel lavoro. Io le chiedo solo, ma quanto ci vuole per farlo diventare sto bel lavoro che ne parliamo da 6 anni? Beh, 6 anni fa per esempio la Prandina non era del comune di Padova. Ho capito. E quindi questa è diventata, per lo scambio, è diventata del comune di Padova. Come ho già detto proprio in questo studio, la testa al toro la taglierà il finanziamento. Quando noi riusciremo ad avere un finanziamento, anche e non si poteva chiedere con i soldi del PNR? Non c'erano,
situazioni E può essere assimilabili adesso che viene rivisto che magari a quello, e poi il passaggio con la sovrintendenza noi adesso lo stiamo, come dire, concludendo, perché stiamo parlando di un'area vincolata con le mura del 500 che sono, come dire, il monumento più grande della città, e quindi abbiamo organismi che sono sopra il comune, la sovrintendenza, che ovviamente regolano e vigilano su e concordano e ci indicano la direzione. Di che c'è una simpatia sui confronti davvero, però non devo cadere nel tranello, io devo fare la domanda Certo. da giornalista, ho capito, però qui non è il problema della sovrintendenza, il problema è di chi la vuole e di chi non la vuole. E io credo che la decisione da parte dell'amministrazione che la vedo in questa frangente in difficoltà proprio per non saper cosa fare e non saper come indirizzare quella zona. Si sa benissimo che cosa vorrebbero fare, però è, diciamo, condizionata da queste due situazioni, da chi vuole il parco e da chi vuole il parcheggio. No, voglio essere molto chiaro. Allora, primo, non è colpa della sovrintendenza se siamo a questo punto, ma io dico che la sovrintendenza è un organismo con il quale dobbiamo decidere insieme. È cambiato sovrintendente, questa non è una cosa, come dire, un aspetto sul quale dobbiamo passare sopra, ma insomma lo incontreremo a breve. Altra cosa, sono convinto che non metteremo mai d'accordo le due, non esiste un progetto che sistema, come dire, le due fazioni. Giusto, perché chi vuole solo parco e chi vuole solo parcheggio vuole solo parcheggio, e io penso che l'amministrazione non debba fare la sintesi di due proposte, perché sennò viene un obbrobrio. Deve avere un'idea forte. L'idea forte è quella che vado dicendo, è quella incardinata sul parco delle mura. Noi questo presenteremo al sovrintendente con un'area che avrà il suo allineamento del parco rispettoso del fatto che lì si possa non solo rispettare l'area delle mura, ma valorizzarla addirittura, e poi individueremo delle aree dove secondo noi possono svolgersi alcuni servizi ricettivi, spazi di incontro, parcheggio. Ho la mulizia, me l'ha già detto tante volte queste cose. Io sono più sul pratico, come lo è. Se lei vuole vedere un progetto, invece. No, io vorrei vederlo finito dopo 7 anni. Vabbè, allora su questo, finito, benissimo, terza fase. Oppure, mi scusi, non vorrei vederla finito, vorrei vederla almeno da cittadino padovano iniziato. Certo. Invece oggi ho sentito, dopo 6 anni, molto probabilmente per colpa di nessuno, non voglio colpevolizzare, solo chiacchiere, sì e no, discussioni che ci stanno, perché nel quieto vivere, come si dice, è giusto che ci sia. Però anche su questo, con grande chiarezza, dobbiamo dire che noi inizieremo a lavorare quando avremo delle risorse da destinare su quell'area. Guardate che per sistemare tutto serviranno una ventina di milioni. Allora, mi carissimi, le chiedo venia, l'amministrazione può dire: signori, finché non avremo i soldi chiudiamo il ragionamento Prandina, non che ci arrivano 10 messaggi sui giornali ogni volta l'articolo sulla Prandina, no. Ma, chiudiamolo, no, non le sembra più semplice. Allora io la sto dicendo simile, cioè finché non abbiamo i soldi, dico io, non possiamo tagliare la testa al toro. Io ho iniziato dicendo taglieremo la testa al toro quando arrivano i soldi, e quindi non li taglieremo. Ma non sarò io certo a mettere il bavaglio sui cittadini, quindi io sono contento che i cittadini, le 20 associazioni oggi si ritrovano e dibattono, c'è chi vuole questo, c'è chi vuole quell'altro. L'amministrazione non pensa di fare una media di tutto quello che si dice, noi daremo un indirizzo chiaro sugli assi che ho detto. Quando troveremo il modo di finanziare un progetto per quell'area importante, si vedrà un segno molto preciso. Sotto questo punto di vista, mi scusi, io sulla Prandina ho fatto tantissime trasmissioni, però non ho mai sentito un discorso come ha fatto lei stasera. Lei dice in parole povere: non abbiamo i soldi, ed è chiaro, quando avremo i soldi ci ragioneremo, basta dirlo alla città. Non è stato detto questo alla città, mi sembra. Noi oggi siamo comunque in ascolto rispetto a delle proposte. Quando il sindaco per esempio ha detto perché non ci facciamo l'auditorium, dibattito che oggi un po' purtroppo insomma, è scemato perché non ci sono le condizioni, si è poi verificato, era il tentativo del sindaco di poter agganciare attraverso
la possibilità di costruire un auditorio, dei finanziamenti dedicati a quel filone di interventi, perché se si poteva fare quel tipo di realizzazione, un canale di finanziamento per un auditorium c'era, perché il sindaco ha parlato, perché probabilmente questo lo aveva avvertito, e quindi dice finalmente troviamo il modo per dare una partenza alla Prandina. Noi abbiamo bisogno di questo. E alle volte c'è bisogno di quindi soldi. non è l'incapacità di trovare una soluzione, è l'impossibilità di... Non ho detto incapacità, No, lo stavo... Non mi permetterei mai. No. Ho detto che per prendere questa decisione uno può essere giustamente condizionato, perché ci sono parti che vorrebbero fare la zona A, parte che vorrebbero fare la zona B, parte A e B e altre addirittura C. E quindi... Però io in questo momento non è che posso dire, siccome non abbiamo i soldi nessuno discuta, anzi io ho piacere se i cittadini, le associazioni si ritrovano, e vado a molti incontri e ascolto. Micheli ne fa onore, perché ha detto una cosa importante che io, molto probabilmente non l'ho capito bene io, ma credo anche la città non l'ha recepito, che la Prandina non verrà toccata finché non ci sono i soldi, e questo non è mai venuto fuori in maniera chiara. È venuto fuori sì, no, ma forse, ma non è mai venuto fuori la Prandina, non verranno messi mani su quella zona finché non arrivano i finanziamenti. Io non l'ho mai sentito così chiaro come l'ha detto lei oggi, magari per colpa mia che non sono stato attento. No, ma magari anche alle volte si fa più attenzione al dibattito politico che a quello pratico. Io sono una persona molto pratica e cerco addirittura, quando poi faccio l'amministratore, di esserlo ancora di più, anzi limando alcuni miei difetti. Non è neanche detto che troviamo tutti i soldi in un momento solo, quindi al momento... domani faccio il titolo Prandina no perché non ci sono i soldi. Punto, questo è il vero titolo. Prandina fino a che, quando arriveranno i soldi, chiaro. Perfetto. Però intanto possiamo discuterne. Ma possiamo stare qui a parlarne 8 anni, ma allora anch'io... Arrivano le prime risorse, allora ipotizzando che ce ne vogliono 20, arrivano 5 milioni, quando arriveranno iniziamo a fare delle cose. Quando arriveranno inizieremo a parlarne. Inizieremo a fare delle cose e inizieremo a farle magari su un disegno complessivo finale che realizzeremo a step. Bravissimo, però ne parleremo quando arrivano i 5 milioni. Ottimo. Finché non arrivano noi parliamo aria fritta, perché questo mi sembra. Però è anche un modo per ascoltare, sentire... Per perdere tempo anche. Ma io penso che quando si parla... No, vabbè, però Michelici... Allora, se avessi i soldi in mano... Mi aiuti Michelici, ne parliamo una volta, 2 volte, 3 volte, ma non 7 anni. Però le dico, mi consento di dire anni. questo. Se io avessi i soldi in tasca, in tasca, insomma, nel senso nelle casse del Comune di Padova, non sia mai, se avessi i soldi nelle casse del Comune di Padova per poter realizzare un progetto e perdo tempo, 5 anni a discutere, allora sarei un pessimo amministratore. Ma se nell'attesa di trovare le risorse intanto l'ho acquisita, nel frattempo ascolto i cittadini e con loro insomma cerco di capire quali sono. Facciamo tempo a morire e non vediamo ancora la Prandina. Ma guardi, però abbiamo superato scogli importanti, pensiamo Vianelli, pensiamo all'ex CONI, no, ma non sto discutendo su quello che è stato discusso. Quindi io sono convinto che anche lì i soldi li troveremo. Quando si fa una permuta non si sganciano soldi, si fa una permuta, tu mi dai, io ti do. Bravi, niente da dire, fatto un'operazione intelligente, assolutamente gratificante, punto. Poi che è stata fatta quella, bisogna anche rispondere a tutte le altre richieste dei cittadini. Io sono sicuro che i soldi li troviamo. Le altre richieste dei cittadini si risolvono in maniera molto semplice. Signori, noi abbiamo fatto questa operazione, abbiamo portato la Prandina alla città di Padova, ad oggi i soldi non ci sono, appena avremo i soldi inizieremo il lavoro. Io sono convinto che i soldi li troviamo come li abbiamo trovati su altre partite importanti, e quando avremo i soldi a disposizione anche le discussioni che abbiamo avuto in una direzione e nell'altra saranno il tesoro, come dire, ne faremo tesoro per noi soldi li abbiamo per la pubblicità, perché senza di questa evviva la pubblicità, evviva la pubblicità, rimanete con noi tra poco.